Agrigento, nella Valle dei Templi, al Teatro del Tempio di Giunone, il 15 agosto alle ore 21 e poi il 26 agosto al Parco Letterario Pirandello al Caos, sempre alle ore 21, sarà in scena La Giara, a cura delle Pirandello Stable Festival, adattamento dalla novella di Pirandello con la direzione artistica di Mario Gazziano, recitazione, danze e canti di Alfio Russo e Franco Di Salvo, e con Angelo Provenzano, Giuseppe Gramaglia, Maria Fantauzzo, Rosa Lafranca, Angelo Cinque, Alfonso Marchica, il gruppo folk Città dei Templi di Dario Danile, con la collaborazione alla direzione artistica di Maria Grazia Castellana, Andrea Cassaro, Giuseppe Adamo e della compagnia teatrale Le Beatitudini. La regia è di Alfio Russo. L'ingresso costa 5 euro, prevendita al box office in via Imera 27. Ascoltiamo in proposito la stessa Maria Grazia Castellana. Maria Grazia Castellana, collaboratrice alla direzione artistica della Giara di Pirandello, con adattamento di Mario Gazziano e la regia di Alfio Russo. Qual è la caratteristica di questa nuova edizione della Giara? Sì, intanto, come ha già detto qui a Teleacras il professore Gazziano, questa edizione della Giara vuole essere un omaggio alla dialettalità girgentana, agrigentina, a cui Pirandello era fortemente legato, al punto che, come sappiamo, dedicò al nostro dialetto la sua tesi di laurea a Bonn. E così il regista e anche protagonista della Giara, Alfio Russo, nel ruolo di Zidima, ha voluto cogliere questa grande occasione che gli è stata offerta dal professore Mario Gazziano a curarne la regia. In verità il professore Gazziano ha sempre detto che il più grande e significativo attore dialettale popolare agrigentino è sempre stato proprio Alfio Russo. Nella locandina si legge che questa edizione della Giara è caratterizzata, oltre che da recitazione, anche da canti, musiche e danze popolari. Sì, in realtà si è voluto cogliere da parte della direzione artistica e anche da parte della regia un'occasione importantissima per realizzare una grande festa intorno alle tradizioni popolari pirandelliane. Infatti all'interno di questa Giara vi sono richiami ad altre opere strettamente pirandelliane, dagli Olà alla Favola del Figlio Cambiato, alla Festa di San Calogero, che Pirandello, come sappiamo, descrive dettagliatamente nel suo romanzo L'Esclusa. Un'occasione dunque di importante incontro con il teatro pirandelliano girgentano da non perdere. L'appuntamento è dunque per... Sì, l'appuntamento è dunque per il 15 agosto alle ore 21 al Tempio di Giunone e ancora una replica speciale il 26 agosto al Caos dinanzi la Casa di Luigi Pirandello, in collaborazione, lo ricordiamo, con il Parco Letterario di Dino Barone. Vi aspettiamo numerosi. Grazie.